DPCM, il Veneto resta arancione, da domani stop all'asporto dopo le 18 nei bar, si potrà attendere il 5 marzo per la riapertura di palestre, cinema e teatri. Zaia, in Veneto le scuole superiori riaprono il 1 febbraio, ma solo se non ci sono rischi. Via libera alla ricerca sugli anticorpi monoclonali, l'annuncio del presidente di AIFA, possono essere una risorsa per curare i pazienti a casa, e sul Covid nessuna pandemia è mai durata più di 2 anni. Baristi, ristoratori aperti, la sfida degli esercenti che hanno aderito a Io Apro, in alcuni locali già scattate le sanzioni. Sottosegretario Varati, la protesta è comprensibile, violare la legge no. Tragedia sulla 27 a Mareno di Piave, furgone si schianta contro un mezzo pesante e muore un 72enne bellunese. Nuovo raid della banda che colpisce i distributori usando una ruspa per scardinare le colonnine. Nella notte 2 colpi a Motta di Livenza e Roncade. La crisi economica portata dal Covid ha segnato anche l'agroalimentare, anche se per il settore ci sono spiragli di ripresa. Calano soprattutto le importazioni. Sarà il regista del film coreano trionfatore all'ultima notte degli Oscar a guidare la giuria della Mostra del Cinema il prossimo settembre, l'annuncio del direttore Barbera. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Il Veneto, dunque, l'avete sentito, resta in zona arancione, ma contrariamente a quanto prevede il nuovo DPCM non riapre le scuole superiori alla didattica in presenza. Il governatore Zaia: riapriremo il 1 febbraio, ma solo se lo scenario lo consentirà. Sentiamo. A noi hanno attribuito una zona, diciamo, arancione, nonostante il nostro RConti sia stato e sia sotto l'1. Si parla di un 0,95, 0,96. Ci è stata attribuita la zona arancione in virtù del tasso alto di ospedalizzazione, che ricordo oggi essere il 6° tasso di ospedalizzazione a livello nazionale. Il Veneto resta in fascia arancione probabilmente per almeno altre 2 settimane, ma sottolinea il presidente Zaia nel quotidiano Punto Stampa, a differenza delle altre regioni che vedono una ripresa del virus, in Veneto dopo un mese di dicembre drammatico si comincia a vedere una decrescita della curva epidemica ed un calo della pressione sugli ospedali. Sull'area non critica è il vero dato: quando si cala come si sta calando in queste ore, vuol dire che abbiamo una prospettiva di terapie intensive che sarà in calo fra 10-15 giorni. Ma non bisogna abbassare la guardia, continua a ribadire Zaia, che giudica così la decisione del governo di continuare con la chiusura dei confini regionali. Voglio anche ricordare che siamo circondati da regioni che comunque non hanno una situazione sicuramente migliore della nostra, e quindi immagino che a livello nazionale ci sia anche una visione rispetto a quello che può essere la terza ondata, che è quella che ha messo in ginocchio i tedeschi e gli inglesi. Circa la didattica a distanza, che il nuovo DPCM prevede per tutti gli alunni solo nelle zone rosse e al 50 o 75% nelle regioni gialle e arancioni, resterà invece in Veneto in virtù dell'ordinanza regionale che chiude le scuole fino al 31 gennaio. È sicuramente una sconfitta, però davanti a un tema di sanità pubblica non si può liquidare questa partita pensando che sia una questione da zotici o da rozzi localisti, perché vi ricordo che l'ordinanza io l'ho adottata per primo, per carità o sta colpa, ma vedo che l'Italia mi è venuta dietro. Oggi immagino che ci siano 2 o 3 regioni che non hanno adottato ordinanze per le scuole. Allora il 1 febbraio cosa accadrà? Accadrà quello che è giusto che accada. Se non ci sono rischi si apre, se no si valuterà lo scenario. Ed intanto entrerà in vigore domani il nuovo DPCM. Sentiamo nel servizio che cosa cambia. Nuove regole e restrizioni attendono anche i veneti a partire da domani. La prima, che ha già fatto salire sulle barricate centinaia di baristi, è il divieto di asporto oltre le 18. Per una regione in zona arancione, come sarà la nostra, l'asporto rimane l'unica occasione di guadagno per la categoria. Asporto consentito invece fino alle 22 per i ristoranti, con il divieto di consumazione sul posto. Per gli spostamenti permane il divieto di andare fuori regione e fuori comune. Sarà consentito muoversi entro il proprio comune di residenza con la deroga per chi abita nei comuni al di sotto dei 5.000 abitanti. L'autocertificazione rimane necessaria per motivare spostamenti al di fuori dei confini oppure durante il coprifuoco. Sono sempre consentiti invece gli spostamenti per motivi di lavoro, salute o necessità, sempre permesso il rientro alla propria abitazione.
I centri commerciali resteranno aperti solo dal lunedì al venerdì. L'apertura dei negozi sarà invece sempre consentita fino alle 21. Si dovrà attendere fino al 5 di marzo per poter tornare in palestra, in piscina, al cinema o al teatro. Al 15 febbraio invece per poter tornare a sciare. L'altra novità riguarda i luoghi della cultura. I musei potranno aprire dal lunedì al venerdì, ma solo nelle regioni in zona gialla. Quindi il Veneto dovrà ancora attendere. Approvata la ricerca sugli anticorpi monoclonali, potrebbero essere un'importante risorsa per curare i pazienti a casa, l'ha annunciato il professor Palù, presidente dell'AIFA, oggi nel corso del punto stampa della Regione. Intervenuto nel punto stampa quotidiano del presidente Zaia, il professor Palù ha annunciato che è stata approvata la ricerca sull'uso degli anticorpi monoclonali. Essendo antivirali, vanno somministrati entro le prime ore dall'esordio dei sintomi, altrimenti non sono efficaci. Potrebbero essere una risorsa importantissima per curare i pazienti a casa. Quando si parla di standard di cura non abbiamo nessun farmaco ancora che sia una standard di cura, ecco, quindi, però lo può diventare perché capite, stiamo pretendendo tutto e subito. Per dire che sia uno standard di cura ci vuole una serie di studi clinici che confermano l'efficacia magari verso in un trial clinico randomizzato verso il controllo, quindi dobbiamo ancora attendere, ma ci sono buone premesse soprattutto degli anticorpi monoclonali. In attesa si è fatto il punto sui vaccini, chiarendone le differenze sostanziali, in particolare di AstraZeneca, che a suo avviso sarà approvata dall'EMA nella valutazione di fine gennaio e che, se anche in percentuale risulta meno efficace degli altri due, ha la capacità di venire incontro alle esigenze della sanità pubblica. E gli inglesi lo stanno già testando. Ha dei vantaggi per quella che in inglese si chiama effectiveness, che è la disponibilità, quindi è un vaccino che dal punto di vista della distribuzione e anche della somministrazione è più maneggevole, si conserva a 4 gradi, non a meno 70 e a meno 20. Averlo a 4 gradi significa che non c'è il problema di scongelarlo, di ricostituirlo, eccetera. Quindi è un vaccino che può permettere di accelerare anche i tempi della vaccinazione. Il professor Palù si è poi espresso in merito a quella che potrebbe essere la durata del virus, che però deve tener conto di vari fattori rispetto a epidemie del passato. Io non ho conoscenza di nessuna pandemia nella storia dell'umanità che sia durata più di 2 anni. Questo vale per le pestilenze, per il vaiolo, per molte altre malattie contagiose che sono state delle vere piaghe per l'umanità nei secoli scorsi, ma purtroppo la situazione è cambiata, non siamo più 1 miliardo, 2 miliardi, siamo 7 miliardi e mezzo nel pianeta, con una globalizzazione intensissima, quindi quello che avviene in Cina o in Sudafrica tocca anche noi, quindi è difficile fare delle previsioni. Comunque per un virus come questo, che ha sicuramente la sua stagionalità, dovremo attendere che ci sia una mitigazione, se c'è auspicabilmente, a livello di primavera-estate, e allora vedere anche l'effetto di quelle che saranno state le vaccinazioni e anche i miglioramenti terapeutici. E quella di oggi è stata la giornata della protesta di baristi e ristoratori che si sono divisi tra quelli che hanno deciso simbolicamente di protestare accendendo le luci dei propri locali questa sera ma senza far entrare i clienti, e coloro che invece, aderendo alla protesta web Io Apro, hanno deciso comunque di violare la legge, di tenere aperto il proprio negozio, la propria attività, insomma facendo entrare i clienti. Solidarietà da parte di costoro, ma anche inevitabili le sanzioni. Vediamo com'è andata a Padova. Una pausa pranzo vissuta pericolosamente. Per scelta, tra le 12.40 e le 13.20 il pasticcere dell'Arcella Luca Scandaletti e una decina di suoi clienti hanno sfidato, forzandolo, il capitolo ristorazione del DPCM in zona arancione. Scandaletti ha preparato per pranzo nella sala superiore 20 coperti, distanziati e igienizzati. I clienti si sono seduti a mangiare, tutti consapevoli dei rischi che correvano, sotto l'occhio attento ma discreto di polizia e carabinieri. Sono un imprenditore agricolo e supporto l'iniziativa perché la vendita delle mie culture mi fa vivere, ma solo con la ristorazione. Ma non solo per Luca, per tutti i ristoratori che sono allo stremo. Per sposare la causa, sono vicino comunque a Luca in questo momento e pagheremo le conseguenze. Ecco sì, se dovesse arrivare anche una sanzione? La paghiamo. Vale la pena?
E se sì, perché? Facciamo qualcosa, facciamoci sentire. Nessuna protesta a voce alta o atteggiamenti ostili verso i poliziotti. Al banco la vendita per asporto è continuata regolare. Non per questo signore, un commercialista che ha motivato così la scelta di sedersi a mangiare da fuorilegge al tavolo. Ho esigenze di alimentazione in pausa pranzo che ritengo sia un diritto prima di tutto umano e poi costituzionale, garantito dalle libertà costituzionali violate dai DPCM. L'asporto vuol dire mangiare in strada al freddo. No, mangiare in ufficio. Prego? Mangiare in ufficio per chi lavora. Cioè, perché devo tornare in ufficio a mangiare? Tagliatelle, insalatone, vino selezionato, il personale ha servito il menù del giorno, poi alle 13:20 ha dovuto fare spazio agli operatori di polizia che hanno identificato 9 clienti e il gestore. Tutti cercheranno di non pagare le multe da 400 euro facendo ricorso. Scandaletti sottolinea che in questa sfida ci ha messo la faccia da solo per una intera categoria. Ho preso questa decisione perché trovo che sia corretto far capire e, tra virgolette, alzare la voce e sottovoce. Ed era il momento giusto. Come ho sempre detto, è soltanto oggi a mezzogiorno che apriamo da mezzogiorno alle 15, non apriremo la sera e non apriremo il ristorante fino a quando non ci verrà data la possibilità. Ecco, non solo pausa pranzo, c'è anche chi ha deciso di aprire il proprio locale questa sera. Andiamo quindi a Crevada di Conegliano con Lucio Zanato in diretta con Nicoletta Rizzetto. Buonasera Lucio. Buonasera Marta, buonasera ai telespettatori di Antena 3, mi trovo in diretta a Crevada, questa è la locanda Vettoretti che noi abbiamo già raccontato quando l'altra volta ha deciso di tenere aperto, se ricordi, con prima azione di protesta. Stessa cosa per quanto riguarda questa sera e allora noi entriamo così facciamo vedere che non solo la locanda diciamo è aperta ma è piena di gente che sfida praticamente i 200 euro di sanzione per solidarizzare con i ristoratori. Claudio Vettoretti, intanto buonasera, l'altra volta ci siamo visti, la protesta dell'altra volta è servita a qualcosa? Mi pare di no? Buonasera, no, la protesta non è servita a nulla, però questa settimana quando ho visto che a livello nazionale ci si impegnava per un paio di giorni di protesta ho ritenuto doveroso partecipare, sempre nel rispetto degli di evitare assembramenti e di mantenere i distanziamenti, però il governo deve capire e deve imparare quando fa un progetto, deve progettare quello che fa e non può decidere oggi per adesso o domani per ieri, ma deve dirci con chiarezza quando e come aprire e come chiudere, dandoci il tempo di organizzarci. Il governo deve imparare a organizzarsi. È vero che lei ha deciso di fare questa operazione quando ha sentito di una ristoratrice di Bologna che ha detto io devo aprire perché non ho neanche più i soldi per mangiare? Sì, avevo letto la settimana scorsa notizia che ha 2 figli, ha un bar, non sa cosa dargli da mangiare, lei ha detto io apro comunque e rischio quello che c'è da rischiare perché devo dare da mangiare ai miei figli e io ho pensato che sono un po' più fortunato ma è giusto partecipare perché se tutti noi non partecipiamo alla fine il governo agisce come crede, bene o male, ma secondo me sta agendo molto male dal punto di vista economico. Perché ha deciso di aprire e non di tenere solamente le luci accese come ad esempio ha lanciato come proposta l'Ascom? Perché secondo me devi aprire, devi far vedere che tu non hai paura. Ovviamente io i rischi che corro sono disposto a pagare e basta, io pago, decido di aprire perché dobbiamo lavorare, il lavoro è un diritto costituzionalmente previsto, noi non possono impedirci di protestare perché in che forma protestiamo? Andando in piazza non possiamo perché facciamo assembramento, no? Come possiamo far raggiungere la nostra voce? Apriamo in maniera civile mantenendo i distanziamenti e lavoriamo chiaramente oggi e domani e poi chiudiamo perché speriamo che il governo recepisca le nostre istanze. Grazie a Claudio, però prima di cedere la linea volevo sentire anche qualche diciamo cliente. Buonasera. Senta, ma lei lo sa che stando qui rischia 200 euro? Sì. E allora perché lo fa? Non so, così per la compagnia, sì. Anche lei lo fa per solidarietà? Esatto. Secondo lei quale sarebbe la strada giusta allora? Quella che sta votando Claudio. Loro lavorano in Germania. Ecco, in Germania come funziona? I locali sono tutti chiusi, però tutti chiusi, sì. Ma allora lì la gente però non si lamenta? Momentaneamente, ma anche là sono al limite ormai, anche in Germania.
Va bene, Marta, se ci sono domande da studio, se no restituisco la linea. Grazie a Lucio Zanato, e sentiamo intanto l'appello a non violare la legge da parte del sottosegretario al Ministero degli Interni Achille Variati questa mattina durante la nostra edizione straordinaria, rivolto ad un altro ristoratore ribelle di Montebelluna. Sentiamo. Stiamo parlando di lavoratori, di imprenditori che sono massacrati da un tempo ormai lunghissimo per il quale a loro è stato chiesto di pagare un prezzo tra i più alti. Però la scienza, quegli scienziati che stanno accompagnando il governo nelle scelte, ci hanno indicato questa strada, cioè quella di tenere chiuse ancora in questo momento largamente, tra l'altro in zona arancione totalmente, le attività di ristorazione, bar e così via. Perché? Perché lei ha detto: io penso di non fare male a nessuno se stasera aprirò per una mia iniziativa personale. E invece io la invito a riflettere, perché invece lei potrebbe fare del male a qualcuno. Perché se per caso qualcuno dovesse venire nel suo locale e attivare un'infezione, lei in quel momento avrebbe fatto del male, inconsciamente, senza volerlo, ma avrebbe fatto del male. Le iniziative di chiusura sono fatte per un bene collettivo, e se non facciamo questo, se non ci liberiamo quanto prima di questo virus, se non mandiamo avanti, non intasandoli, gli ospedali che devono portare avanti le vaccinazioni, che sono la vera speranza che ci risolverà definitivamente questa questione, se non facciamo questo abbiamo sbagliato. Le forze di polizia non potranno non prendere atto di questa disubbidienza. La protesta è comprensibile. Non esagerino. Non vadano contro legge, perché è andare contro se stessi, contro il loro stesso futuro. È sbagliato. Facciano le proteste, perché le proteste sono più che comprensibili, ma si fermino, non vadano contro la legge. Questo non potrà essere permesso. E ci sono appunto anche i ristoratori che, pur essendo solidali alla protesta, hanno deciso di tenere chiuso il locale. Per esempio Nicola Lionello, presidente delle tavole tauriliane. Sentiamo. Nessuna tavola apparecchiata, le sedie che sono capovolte proprio sopra questi tavoli. Devo dire che c'è una grande tristezza all'interno di questo locale, un locale storico della zona dei Colli. Siamo da Taparo a Torreglia, ma nonostante tutto oggi la decisione è stata: restiamo chiusi. Chiusa l'antica trattoria Taparo, un secolo di vita, chiusi tutti i 12 ristoranti di Torreglia associati nelle tavole tauriliane. Il perché lo spiega il presidente Nicola Lionello. Volevamo esprimere solidarietà a questi colleghi che loro oggi hanno preso questa decisione. Noi come associazione di tavole tauriliane, che è un'associazione di 12 ristoranti di qua a Torreglia, anche assieme alla nostra associazione di categoria, per cui l'APE, abbiamo deciso di non prendere parte a questa manifestazione, ma siamo solidali con loro, però purtroppo abbiamo paura di entrare nella parte del torto, diciamo. C'è rispetto per la sofferenza, per il dolore di chi è malato, per chi piange una vittima del Covid, nelle parole di Nicola Lionello, che su alcuni punti recrimina. C'è stato un accanimento contro la nostra categoria che è un po' inspiegabile, visto che ormai è più di un mese che noi siamo di fatto chiusi e non si trova, diciamo, sembriamo solo noi il capo espiatorio per questi contagi che continuano a aumentare. Silenzio e tristezza tra i tavoli, cucine e bar chiusi. Difficile organizzare una rete di consegne a domicilio o a asporto per locali come quelli dei Colli Euganei. Una prospettiva di certezza è la richiesta che arriva da questa desolazione, da parte di chi non teme la fatica e ha solo voglia di ripartire. Chiediamo di poter lavorare, noi più che sussidi chiediamo di poter lavorare. Sicuramente i sussidi è l'alternativa alla chiusura, insomma, ecco, se noi chiudiamo in qualche maniera dobbiamo, insomma, stare in piedi. E chiudiamo questa ampia pagina dedicata alla protesta dei ristoratori. Vediamo ora le prime valutazioni dell'andamento del comparto agroalimentare regionale nel 2020, presentate quest'oggi da Veneto Agricoltura.
La pandemia scoppiata nel 2020 ha profondamente segnato tutti i settori dell'economia. Non è passato indenne l'agroalimentare, che però sembra aver attutito gli effetti devastanti portati dalla diffusione del Covid. Veneto Agricoltura ha presentato il report dell'andamento del comparto. Molti settori che hanno saputo reagire, come quello vitivinicolo, che dopo il drastico calo subito tra marzo e aprile si è ripreso arginando le perdite. Il coronavirus, ha inciso sul calo delle esportazioni. Quindi per la prima volta dopo anni di continui incrementi, quest'anno abbiamo avuto nei primi 9 mesi un decremento dell'export del 4,3% per 1,57 miliardi. E poi comunque ovviamente il settore ha sentito molto delle chiusure del canale Horeca. Le importazioni calano più dell'export nel 2020, segnale della riduzione delle presenze nei ristoranti, negli hotel e il quasi azzeramento dei servizi di catering. Un segnale dato anche dall'andamento dei prezzi di mercato altalenante, dovuto alla chiusura di molte attività durante il lockdown, che ha generato così un pesante calo della domanda. Una difficoltà registrata soprattutto nel settore caseario, suinicolo e ittico, mentre sono cresciute le produzioni di cereali e di alcune materie prime ortofrutticole. Il settore più segnato dalla pandemia, secondo i dati forniti da Veneto Agricoltura, resta quello degli agriturismo, dove in alcuni periodi i ricavi si sono azzerati. Abbiamo stimato noi dell'osservatorio una perdita di valore prodotto dagli agriturismi in Veneto di circa il 50%, quindi circa meno 80 milioni di euro per il 2020. Quelli presentati dalla nostra agenzia regionale sono dati di grande utilità, ha ricordato l'assessore all'agricoltura Federico Caner. 61.000 imprese, 74.000 occupati, quasi 1.000 domande presentate per un valore di 148 milioni di euro. Questo dimostra la vitalità del settore agricolo rispetto all'anno scorso e dimostra anche l'attenzione della Regione Veneto per combattere per la nuova ripartizione dei criteri che devono essere a favore delle regioni più virtuose. La cronaca, ora tragedia, oggi all'1:30 lungo l'autostrada A27 a perdere la vita un 72enne bellunese, Mario Cerentin di Limana. L'incidente si è verificato nel tratto compreso tra l'allacciamento con la A28 ed il casello di Treviso Nord in direzione Venezia. Nello scontro sono stati coinvolti un mezzo pesante ed un furgone, sul posto i vigili del fuoco, il 118 e la polizia stradale. Pesanti le ripercussioni sul traffico. La cronaca giudiziaria, l'ex parlamentare UDC ed ex vice sindaco di Padova Iles Braghetto a processo per bancarotta documentale e bancarotta fraudolenta, l'accusa di aver fatto sparire oltre 800.000 euro che sarebbero finiti nei conti di presunti creditori privilegiati o nelle casse di società pronte ad emettere fatture per operazioni inesistenti, oppure utilizzati attraverso carte di credito appoggiate sui conti dell'azienda o da pagamenti indebitamente fatti con i soldi sempre aziendali. Il GUP ha rinviato la decisione sul rinvio a giudizio di Braghetto al prossimo 12 febbraio, quando verrà nominato anche un perito. Braghetto era stato presidente dell'associazione Agenzia Formazione Lavoro, fallita nel 2017 e al centro del procedimento penale. Ennesimo colpo della banda dell'escavatore nel mirino, i distributori Kuwait, doppio raid nella Marca, a Motta di Livenza e Roncade. Io sono il gestore qua dal 2019, da settembre 2019, e questo è il quarto furto. Di nuovo in azione con le stesse modalità, sugli stessi impianti della catena Kuwait. Siamo nella frazione di Vaglio di Roncade, dove la banda ha colpito intorno alle 2:40, l'ultimo colpo. Ha utilizzato questo escavatore rubato poco prima alla Nova Rente di Meolo. Ha fatto irruzione sulla piattaforma di rifornimento, danneggiando in parte anche la tettoia, e ha tentato di scardinare entrambe le colonnine del self, riuscendo però a portare a casa soltanto una delle due casseforti. Ironia della sorte, quella senza contanti, perché adibita al pagamento con carta. Una delle due cassaforti l'hanno legata dietro un'auto e la trainavano sulla Treviso Mare. Adesso quanti danni? Non lo so. Una montagna, perché qua è da rifare tutto completo. La pensilina, il chiosco,
Il 10° colpo in pochi mesi della banda che, utilizzando mezzi da lavoro, in pochi minuti assalta un distributore e ne scardina le colonnine, lasciando alle sue spalle danni ingenti e abbandonando i mezzi lungo la strada. Questo è stato trovato dai carabinieri giunti sul posto, ancora acceso accanto al palo della luce. Un'ora prima la banda era a Motta di Livenza, in un altro quake lungo la Postumia, stessa dinamica. L'escavatore usato per spaccare le pompe divelte e la cassaforte svuotata. Anche in questa stazione la banda aveva già colpito lo scorso 2 ottobre. Sul posto i carabinieri che stanno raccogliendo i pezzi di un puzzle molto complesso. Anche in questo caso a disposizione ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il 18 dicembre scorso era stata la volta del Kuwait di Ponte della Priula, mentre qualche giorno prima, il 15 dicembre, i malviventi erano entrati in azione a Castello di Godego. Un'ultima notizia prima di salutarci: sarà il regista del film coreano trionfatore all'ultima notte degli Oscar, Bong Joon-ho, a guidare la giuria della Mostra del Cinema di Venezia il prossimo settembre. L'annuncio oggi del direttore Barbera. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Come sempre in chiusura ci salutiamo dando un'occhiata alle previsioni del tempo per le prossime ore con il nostro meteo. Arrivederci. Benvenuti al meteo. Una massa di aria gelida di matrice russa ha puntato l'Italia. Sul nostro territorio il tempo sarà buono e il clima davvero rigido. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 16 gennaio. Sul Veneto in questa giornata le precipitazioni saranno assenti. Vedete, il tempo sarà asciutto e stabile con un ampio soleggiamento su tutti i settori della nostra regione. Il cielo si presenterà sereno e sgombro da nubi dappertutto, solo con qualche velatura. La nostra regione però dovrà fare i conti anche con questa ondata di freddo. Le temperature minime saranno sotto lo zero marcatamente anche in pianura, valori massimi compresi invece tra i 2 e i 5 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole ovunque, cielo terso e limpido, senza nulla di particolare da segnalare. Temperature minime anche qui sotto zero, massime sui 3-4 gradi. Infine poche novità sul Trentino Alto Adige, anche qui asciutto e soleggiato, cielo al massimo poco nuvoloso con qualche locale addensamento. Temperature minime sui -8 gradi, massime invece sui 2 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.